Zona Volley questa settimana parla anche di selezioni giovanili maschili. Eccoci a Camin, in provincia di Padova, per un pomeriggio di selezione provinciale Under 15. Noi andiamo a visionare le varie partite delle società, quindi cerchiamo di selezionare i ragazzi più promettenti, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista tecnico. Quindi i ragazzi che convochiamo per le selezioni e quindi poi per la rappresentativa hanno già un discreto livello. Non possiamo, ripeto, lamentarci, visto che comunque Padova ha un buon bacino d'utenza, un livello abbastanza buono ormai da anni, e conseguentemente il nostro lavoro è più di costruire e amalgamare dei giocatori che comunque, quelli che vengono selezionati, hanno un livello abbastanza buono. Ogni domenica si ritrovano in palestra i migliori Under 15 della provincia per formare la rappresentativa che prenderà parte al Trofeo delle Province. Ma dove si lavora meglio a livello giovanile maschile a Padova? Diciamo un po' in tutta la provincia, c'è la provincia a nord di Padova dove lavorano società come il Sil Volley, come l'Astra Frate, il Mestrino, poi c'è la zona centrale dove lavora bene il Sempre Volley naturalmente, che è una società di Serie A, e poi nella bassa dove c'è il Monselice, c'è il Bagnoli e varie altre società che stanno emergendo in questi anni. Ogni società manda dunque i propri migliori atleti, come ci spiega il presidente della FIPA Padova, Stefano Camporese. Diciamo che da qualche anno a questa parte le società hanno perso la ritrosia di mandare i propri ragazzi, in quanti vedevano le selezioni solo una vetrina affinché i pesci, quelli più grossi, potessero venire a fare una buona pesca. Diciamo che c'è una buona collaborazione tra società maschili, forse più dettata dalle convenienze che non da un amore reciproco, però questo porta a un rispetto enorme tra i vari sodalizi. Il lavoro in palestra si basa essenzialmente sul perfezionamento dei fondamentali. Noi, proprio perché dobbiamo creare una selezione, cerchiamo di lavorare su alcuni fondamentali e soprattutto sulla tattica, probabilmente perché, visto che dobbiamo partecipare a un torneo, dobbiamo cercare di essere pronti almeno tatticamente, oltre che tecnicamente, ad affrontare delle squadre sicuramente di livello. Lavoriamo, ogni allenamento curiamo determinati fondamentali, come potrebbe essere la battuta, come la battuta ricezione, l'attacco e soprattutto situazioni di gioco, visto che comunque ci alleniamo una volta alla settimana e a cadenza domenicale, quindi non abbiamo praticamente molto tempo per curare nel dettaglio altre cose. Ma sentiamo quali sono le impressioni di un giovane atleta al suo secondo anno con la selezione provinciale. Il lavoro dovrebbe essere istruttivo dal punto di vista pallavolistico, ma anche sociale, perché imparo a conoscere nuovi amici e gli allenatori, come allenano, in che modo allenano. La selezione di Padova punta alla conquista del Trofeo delle Province, ma l'obiettivo non è soltanto la vittoria finale. Ovviamente il discorso risultato passa in secondo piano, perché comunque l'attività che promuove il Comitato di Padova, come penso degli altri comitati del Veneto e d'Italia, è quello di far promozione di questa attività sportiva a livello giovanile. Quindi portare la pallavolo il più possibile, con l'aiuto di strutture, tecnici e organizzazioni di un livello superiore che non magari a livello societario, in maniera tale appunto da incrementare il più possibile questo movimento nella nostra provincia come nel Veneto e in Italia a questo punto. Questo è quello che si augurano gli allenatori della selezione, tecnici della domenica al servizio delle società. L'importante è vedere che tutti i ragazzi che sono passati per le selezioni continuano comunque a giocare a pallavolo, sono contenti di rivedere questi tecnici che, ricordo, sono a disposizione di tutte le società della provincia. Chiunque durante la settimana volesse avere dei consigli o volesse far partecipare questi tecnici ai propri allenatori, basta che si mettano in contatto con loro o con il comitato provinciale. Per noi un servizio è anche questo.